Augurare vuol dire desiderare il bene. Il Vescovo ha espresso questo auspicio per i fedeli della diocesi, incentivandoli a coltivare i rapporti di amicizia, solidarietà e aiuto reciproco già presenti. Un Natale che arriva sotto i migliori auspici alla Fincantieri di Riva Trigoso. Monsignor Tanasini ha visitato il cantiere rivano invitando ad anteporre sempre l'uomo alle strategie aziendali. Rapallo pronta a varare le pratiche urbanistiche di San Michele di Pagane e degli Alberghetti. Questa sera in Consiglio il cambio di destinazione d'uso degli immobili al centro di annose polemiche. 2 le sezioni previste per la succursale del linguistico da Vigo a Chiavari. Nei locali dell'Artigianelli saranno attive una classe con inglese, francese e tedesco e una con inglese, spagnolo e russo. Terzo settore, il percorso di riforma non è ancora completo. L'auspicio è che si accelerino i tempi per la sua attuazione nel corso del 2019. Il tema affrontato in un convegno a Genova. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Il Vescovo diocesano questa mattina ha formulato i propri auguri di Natale ai fedeli della nostra diocesi attraverso gli operatori del mondo della comunicazione. L'anno che sta per concludersi ha messo in risalto un legame di bene che soprattutto nei momenti difficili si è manifestato attraverso la solidarietà e l'aiuto reciproci. Ponendosi dinanzi al presepe, ha detto Monsignor Tanasini, occorre lasciarsi contagiare dall'amore che continua ad insegnare. Vediamo. Augurare vuol dire desiderare il bene. Partendo da questa considerazione, il Vescovo ha formulato gli auguri di Natale a tutta la diocesi nell'incontro consueto con gli operatori dei mezzi della comunicazione sociale. Monsignor Tanasini ha preso spunto proprio dagli eventi che hanno caratterizzato la cronaca locale negli ultimi mesi per sottolineare il bene che esiste e si è manifestato con evidenza tra persone, comunità, realtà locali. Il mio augurio va a tutti coloro che hanno patito le conseguenze della mareggiata, del fortunale e che nel silenzio, mi par di dire, vedono delle difficoltà. L'augurio è di una ripresa sostenuta anche dalle solidarietà di tutti, dal sostegno di tutti e nello stesso tempo dalla buona volontà di tutti. Il Vescovo ha quindi invitato a guardare il presepe che ci parla e ci insegna ad amare, un amore che si concretizza in solidarietà, amicizia, aiuto reciproco. Quindi gli auguri personali a ciascun diocesano. È l'augurio di serenità per le famiglie, per tutte le famiglie, un saluto particolare agli anziani, ai giovani, agli sposi, soprattutto ai giovani sposi, perché vivano questo momento come rafforzamento della loro solidarietà familiare, della loro unità familiare. Ecco, questo è il mio augurio al Tigullio, un Tigullio che non deve arrendersi alle difficoltà di qualunque genere, ma affrontarle. Serata di scambio degli auguri ieri in Casa Caritas a Chiavari per il Vescovo e per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione con tutti i collaboratori e i volontari di Teleradio Pace. Un momento di festa iniziato con la condivisione della cena preparata dal gruppo Pino Solari Ommi de Ruinà e proseguito con gli auguri formulati da Monsignor Alberto Tanasini. Il Vescovo ha ringraziato per l'operato di tutti coloro che a vario titolo contribuiscono all'attività dell'emittente e favoriscono la sua crescita e il suo cammino, improntato ad essere uno strumento di evangelizzazione al servizio della comunità. Monsignor Tanasini è incitato ad andare avanti, sebbene le difficoltà e le preoccupazioni non manchino, fiduciosi nel sostegno della provvidenza.
Anche il direttore, Don Fausto Brioni, ha ringraziato i numerosi collaboratori, molti dei quali non hanno potuto essere presenti all'incontro, illustrando alcune delle novità per il nuovo anno, indicate anche nella lettera di auguri di Buon Natale che in questi giorni molti telespettatori stanno ricevendo nelle loro case. La sfida per il 2019 è quella di far nascere un nuovo canale di informazione, attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, fedele alla linea del nostro stile editoriale caratterizzato dall'essere a servizio di Dio e dell'uomo. Sarà il primo canale all news locale del Tigullio ed il primo all news di informazione cristiana, visibile al canale 187 del telecomando sul digitale terrestre. Un servizio al quale l'emittente si appresta confidando, come sempre in questi anni, nell'aiuto del suo pubblico. Fra gli incontri prenatalizi per il vescovo della diocesi di Chiavari, da diversi anni si inserisce anche quello con i dipendenti e i dirigenti del cantiere di Riva Trigoso della Fincantieri. Questa mattina Monsignor Tanasini ha visitato la fabbrica che sta vivendo un momento particolarmente positivo. Il calore del Natale ha riscaldato anche le fredde lamiere e le componenti statiche delle imbarcazioni in costruzione al cantiere navale Fincantiere di Riva Trigoso. Il vescovo Alberto Tanasini ha formulato gli auguri alle maestranze, ai responsabili dei settori, ai dirigenti dello stabilimento. Al di sopra di ogni strategia, ha detto, deve esserci sempre l'attenzione all'uomo. Il Natale 2018 per il cantiere rivano arriva in un momento particolarmente positivo. Il cantiere sta bene, sicuramente è in salute quest'anno, lo sarà i prossimi anni, è stato anche nell'anno passato, quindi siamo in un periodo positivo. Il momento felice anche dal punto di vista occupazionale, con la prospettiva di nuove assunzioni. Anche per il 2019 ci sarà un incremento, sempre misurato, con la accortezza di fare degli inserimenti utili, tecnici a tutti i livelli. E anche per cercare di prepararsi ai nuovi carichi di lavoro. Le assunzioni fatte in questi anni sono tutte incentrate sul territorio. Gli auguri del vescovo, allietati dalla presenza del coro dei dipendenti, sono stati di sprone ad andare avanti sulla strada intrapresa, senza dimenticare i momenti difficili. Chi ogni giorno viene a lavorare come tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di farlo a qualunque livello. Siamo fortunati tutti, chi più chi meno, chi viene da lontano, chi viene da vicino. Pensiero che le cose continuino così in maniera positiva, aumenti il benessere per tutti, cogliamo nei frutti, cogliamo nell'aspetto positivo di questo momento e ricordiamocelo tutti i giorni, perché poi i momenti buoni ci sono, ma possono essere anche momenti meno buoni, quindi bisogna far tesoro nei momenti positivi e ricordarseli sempre. La cronaca è di una vittima e di 4 feriti. Il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A12 nel tratto compreso fra Recco e Rapallo in direzione Livorno. Si è trattato di un tamponamento multiplo che ha coinvolto 5 vetture. Nello schianto è deceduto un 52enne di Genova Campomorone. L'uomo, che viaggiava a bordo di un furgone, è sceso dal mezzo dopo essere stato urtato ed è stato investito da un'altra autovettura in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e i sanitari e il traffico ha subito pesanti disagi nel corso della serata. Una famiglia di origine Sinti, padre di 49 anni, madre di 55 e figlia di 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il 30 giugno scorso a Chiavari 3 sono entrati in una gioielleria, si sono spacciati per clienti e mentre i genitori distraevano la commessa fingendosi interessati all'acquisto di un gioiello, la figlia ha asportato da una vetrina interna 3 anelli con diamanti per un valore complessivo di 26.500 euro. Sempre con la stessa tecnica, pochi giorni dopo, il 5 luglio, in una gioielleria di via San Vincenzo a Genova, i 3 sono riusciti a portare via da un bancone di vendita interno un cosiddetto rotolo contenente preziosi per un valore complessivo di 8.000 euro. Gli investigatori del commissariato di polizia di Chiavari, attraverso la visione dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza delle gioiellerie, sono riusciti a risalire agli autori dei furti,
che sono stati traditi da un tatuaggio all'avambraccio della giovane donna. Da questo particolare è scaturita l'attività di indagine che ha visto coinvolti numerosi uffici del nord Italia, le squadre mobili di Genova, Milano e Lodi, il commissariato di polizia di Jesolo e quello di Viareggio. Sono ancora in corso accertamenti per attribuire ai tre, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, episodi criminosi analoghi compiuti nei mesi scorsi. Ora la politica amministrativa, il Consiglio Comunale di Rapallo si riunisce nuovamente questa sera. Diversi punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione delle aliquote Tasi e COSAP, che non sono state discusse nella seduta precedente per ragioni di natura tecnica. Due le pratiche piuttosto corpose, ovvero lo svincolo parziale degli alberghetti di via Gramsci e la trasformazione da residenziale ad alberghiero dell'edificio che insiste sulla strettoia di San Michele di Pagana. 2 alberghi in più a Rapallo, uno in via Gramsci e uno a San Michele di Pagana, e un nuovo teatro totalmente riqualificato. Il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che insiste sulla strettoia di San Michele di Pagana, che sarà un albergo di lusso a 5 stelle, lo svincolo di 2 dei 3 alberghetti sul lungomare di via Gramsci, gli interventi di riqualificazione all'Auditorium delle Clarisse. Sono alcuni dei punti che saranno al centro del Consiglio Comunale di Rapallo. 3 pratiche annose e problematiche che adesso vanno verso una soluzione, come quella degli alberghetti di via Gramsci. Il progetto presentato da un privato prevede la riqualificazione ad uso alberghiero dell'hotel moderno e la realizzazione di alloggi nelle altre 2 strutture. Passato in commissione e attende ora il via libera definitivo dal Consiglio. 2 residenze senza nessun tipo di ampliamento volumetrico e un nuovo albergo, ma non è solo questo che deciderà il Consiglio Comunale, ma un investimento altrettanto importante al Teatro delle Clarisse, che verrà riqualificato e modernizzato per avere un teatro che noi lo riteniamo un'albicocca nel nostro Tigullio. Gli oneri di urbanizzazione legati a questa operazione infatti verranno destinati ad un intervento di riqualificazione del Teatro delle Clarisse, che prevederà una spesa di quasi 1 milione di euro. Per quanto riguarda la strettoia di San Michele di Pagana, l'edificio non verrà demolito in quanto vincolato dalla soprintendenza, sarà però totalmente ristrutturato e trasformato in una struttura alberghiera a 5 stelle. Noi andremo a risanare San Michele di Pagana e da residenze diventeranno un nuovo albergo 5 stelle lusso nella strettoia di San Michele di Pagana. Era impensabile, ci siamo riusciti, abbiamo trovato un investitore che fa questa importante operazione. Quello ha un vincolo monumentale che ahimè era stato fatto vincolare a modesto mio parere anche in maniera incongrua e impropria. Purtroppo questo vincolo c'è, noi dobbiamo far conto di questo vincolo e quindi verrà riqualificato e rimodernizzato. Nota dolente di questa operazione è che questo immobile verrà ricollocato nella posizione attuale. Consiglio Comunale questa sera anche a Sestri Levante, l'Assemblea si riunirà alle 21. La Giunta porta in discussione la revisione delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune, la proroga dei termini di rimborso del debito ATP e il regolamento per la gestione del centro intercomunale della raccolta dei rifiuti in località Bargone. Diverse le pratiche presentate dalla minoranza. I consiglieri Smeraldi e Armanino presenteranno una mozione urgente, non presente all'ordine del giorno, sulla vicenda delle infermiere che lamentano difficoltà nello svolgimento del loro lavoro nella struttura Le Due Palme. Prevista anche una mozione per chiedere iniziative per la prevenzione dell'aborto e il sostegno alla maternità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a mettere in campo tutte le azioni più opportune per scongiurare il fallimento della Rovido Saea di Carasco. L'azienda rischia di chiudere e da oltre un anno aspetta un responso da parte dell'autorità garante per la concorrenza per una possibile situazione di cartello tra le aziende che hanno sottratto alla Rovido numerosi contratti di fornitura e hanno fatto calare il lavoro di quasi l'80%, a rischio il futuro di 14 lavoratori. Inglese, francese e tedesco, inglese, spagnolo e russo. Sono 2 le sezioni che, se sarà raggiunto il numero di iscrizioni sufficienti, verranno attivate nella succursale chiavarese del liceo linguistico Davigo Nicoloso d'Arecco. Domani a Chiavari alle 16:30 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica ci sarà la presentazione alle famiglie. Le lingue sostanzialmente sono, direi, tutte quelle che abbiamo, e questo per dare l'opportunità ai ragazzi che arrivano da Levante di poter scegliere un loro percorso senza dover andare troppo distanti. Poi un'offerta sul triennio
che si articola per percorsi differenziati in cui ci sia la possibilità anche di migrazione di un ragazzo da una sede a un'altra secondo le proprie inclinazioni. Attualmente in che locali verranno ospitati le classi? Dunque, la delibera della città metropolitana ci assegna la sede di Corso Millo 9 se non erro, al terzo piano. Mi risulta che ad oggi i locali siano assegnati all'Istituto Caboto, questo porterà evidentemente a delle variazioni. Noi siamo disponibili a qualsiasi soluzione che sia congrua al fatto di ospitare delle classi per un liceo, insomma. Diciamo che l'arrivo da Vigo a Chiavari è stato preceduto da un periodo anche di polemiche con i contrasti che ci sono stati con l'Istituto di Memoria dei Morti per la Patria, che doveva ospitare inizialmente il liceo. A decisioni fatte, che riflessioni si possono fare? Allora, intanto ci tengo a precisare che le polemiche fra le scuole non ci sono state. Nel senso che sono stati percorsi differenti. Il Memoria dei Morti ha fatto una sua proposta formativa a quanto mi risulta sulla base di una richiesta che gli è pervenuta, e quindi legittimamente ha proposto una soluzione che poi non si è rilevata vincente da un punto di vista politico, molto probabilmente. Contestualmente ci è stato chiesto, di collaborare per una soluzione che potesse soddisfare il territorio, e questo è quello che abbiamo fatto. Si preannuncia un Natale con la neve in Val d'Aveto. Il fronte perturbato delle ultime ore ha imbiancato le vette dell'Appennino e non solo. Uno scenario che per le feste natalizie mancava da molti anni. Diversi centimetri di coltre bianca si registrano al Prato della Cipolla e a Rocca d'Aveto. 10 i centimetri che sono caduti alle Casermette del Penna, dove questa mattina lo scenario era davvero suggestivo. Qui domenica è in programma la prima ciaspolata della stagione, accompagnati dalla guida ambientale. Per partecipare è necessario iscriversi rivolgendosi al rifugio delle Casermette del Penna. A pochi giorni dal Natale, oggi la diocesi ha ricordato il vescovo che l'ha guidata per molti anni, Monsignor Daniele Ferrari. Nel 12° anniversario della scomparsa, Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato la Santa Messa in cattedrale. Nell'omelia il pastore della diocesi ha invitato ad avere fiducia nell'opera di Dio, come ha fatto Maria, che ha risposto "Eccomi" all'annuncio dell'angelo. Il Signore vuole sempre coinvolgere l'uomo, ha spiegato il vescovo, che ha poi aggiunto: Dio dona, interviene, opera con la sua grazia e con delicatezza bussa alla porta dell'umanità. La città di Genova sappia mantenere quello spirito di coesione scaturito dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi per superare il momento di difficoltà e ritrovare serenità e fiducia nel futuro. È il messaggio che l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, ha voluto lanciare al capoluogo ligure per questo Natale, segnato dalla tragedia del 14 agosto. Volentieri auguro alla nostra amatissima città di Genova, a tutta la diocesi, di potersi ritrovare, specialmente con le famiglie, davanti al presepe per ascoltare il messaggio che Gesù Bambino quest'anno ha da dire alla nostra città e alle famiglie in modo particolare. Abbiamo tutti bisogno di serenità. La serenità è qualcosa di interiore che deriva da una coscienza che è basata nella verità delle cose, della vita, nel coraggio, nella fiducia. E coraggio, fiducia, amore alla vita, impegno, responsabilità, che soltanto guardando il Dio fatto carne, fatto uomo, per amore nostro, ci può dare. Quindi spero proprio che tutti quanti ci facciamo come i pastori e che umilmente andiamo verso quella grotta che simbolicamente viene rappresentata nei presepi. Più ampiamente, in modo specifico alla città, vorrei augurare di mantenere quello spirito di coesione, di collaborazione, che dopo la tragedia del Ponte Morandi abbiamo visto sprigionarsi in tutta la città a tutti i livelli.
Questo è il patrimonio, la ricchezza, il dono più grande che una città possa desiderare per sé, perché qualunque problema una cittadinanza, una collettività debba affrontare, qualunque problema può essere affrontato soltanto se si è coesi, pur nella diversità delle opinioni, delle posizioni, eccetera, ma una coesione interna che ho visto nella città di Genova in questo momento e che non ricordavo in altri momenti della mia vita qui come cittadino di Genova, non ho mai visto. Quindi questo patrimonio, questa ricchezza che nasce da una tragedia che lacera l'anima di tutti noi, spero proprio e auguro che non venga mai meno. Naturalmente il pensiero alle vittime di questa sciagura è continuo e quindi con la nostra preghiera per le loro anime, un pensiero affettuoso ai loro familiari, gli sfollati che questo Natale vivranno non nelle proprie rispettive case, agli esercenti in particolare alle piccole imprese della zona che sicuramente sono state segnate, ma sono convinto che con la solidarietà, la partecipazione di tutti, dalle istituzioni a tutti i livelli, come già si vede, tutto questo possa essere alleviato. Sappiano tutti che la vicinanza della Chiesa è grande e lo sanno attraverso i miei carissimi sacerdoti, ma di tutta la comunità cristiana. Dobbiamo camminare insieme e guardare domani. A proposito di questo, lei celebrerà la messa il giorno di Natale alle 11 a San Bartolomeo della Certosa? Sì, non celebrerò in cattedrale al mattino, alla notte sì, ma non poi come sempre al carcere di Marassi al mattino presto, ma anziché la messa solenne qui in cattedrale, lì alla chiesa di Certosa, che è la chiesa, la parrocchia direttamente interessata a questa grande tragedia. Molto volentieri alle 11 sarò insieme a loro. Ed è stata riaperta oggi al traffico veicolare via Perlasca, la strada sulla sponda sinistra del torrente Polcevera, rimasta chiusa dopo il crollo del ponte Morandi. La riapertura, ha spiegato il sindaco Marco Bucci, permette di aggiungere un'ulteriore via di transito che migliorerà sensibilmente la mobilità dell'area, rendendo più facile l'attività delle aziende e dei commercianti in un momento così importante dell'anno come Natale. Anche il Tigullio ha ricordato Antonio Megalizzi, il giovane giornalista morto nell'attentato terroristico dello scorso 11 dicembre a Strasburgo. Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti a Trento, i comuni del territorio hanno esposto le bandiere italiana ed europea a mezz'asta. Alla luce degli ultimi decreti correttivi, cosa prevede la riforma del terzo settore? Per rispondere a questa domanda, nei giorni scorsi a Genova si è svolto un convegno durante il quale l'argomento è stato sviscerato da commercialisti esperti della materia. La speranza è che il percorso legislativo possa concludersi il prossimo anno. Il 2019 potrebbe essere decisivo per il terzo settore. Il percorso di riforma è ancora in itinere e il quadro legislativo avviato con la legge 106 del 2016 non è ancora completo. L'auspicio è che si accelerino i tempi, in particolare per la realizzazione del registro unico del terzo settore. Il tema è stato affrontato a Genova nel convegno promosso dall'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. In attesa dei decreti attuativi c'è confusione. Anche nella nostra regione, ad esempio, si vive un momento di difficoltà. Associazioni che si sono costituite dal 3 agosto 2017, che è la data di entrata in vigore del codice, devono fare come riferimento normativo esclusivamente il codice del terzo settore. Le associazioni costituite prima hanno come riferimento la normativa precedente, quindi noi in caso di domanda di iscrizione dobbiamo fare proprio questo distinguo subito per stabilire quale normativa applicare. Ripeto, la transitorietà della situazione non ci aiuta, perché è difficile avere come riferimento due norme che per alcuni aspetti tra l'altro dicono anche cose differenti. Il rischio è quello di adottare atteggiamenti discriminatori nei confronti delle associazioni.
Il cammino della riforma viene seguita con attenzione da numerosi enti di volontariato, in particolare dalle Proloco, sottoposte a svariati adempimenti. Al convegno la vicepresidente della Regione, Sonia Viale, ha promesso sostegno economico e attenzione. D'altra parte le Proloco sono riconosciute dall'UNESCO realtà a difesa del territorio e delle tradizioni. Dobbiamo sicuramente avere un contatto con il nostro interlocutore, il legislatore o la regione di riferimento, perché appunto possiamo continuare la nostra attività nel migliore dei modi, senza dover avere ulteriori balzelli burocratici. Possono partire i lavori per la messa in sicurezza della zona di Borgo Renà distrutta dalla mareggiata di fine ottobre. Le condizioni meteo-marine favorevoli permetteranno di iniziare con la realizzazione del piede dell'opera di sostegno di via Vespucci. Dopodiché l'amministrazione proseguirà con la ricostruzione della zona di Piazzetta Belvedere e del parcheggio accanto. L'intervento prevede il rifacimento della scogliera, il riempimento delle zone sifonate, l'asfaltatura e la posa delle ringhiere di protezione. Questi interventi costeranno 150.000 euro e consentiranno di rendere nuovamente fruibile l'area. I primi lavori di ripristino subito dopo la mareggiata, fa sapere il Comune, avevano comportato una spesa iniziale di 30.000 euro. Un mercatino di Natale a sostegno di 3 famiglie terremotate di Amatrice, allestito a Chiavari, in Corso Garibaldi, è promosso dal club Le Arti si incontrano. Per dare una mano c'è tempo fino al 5 gennaio. Nei locali di Corso Garibaldi 44 che cosa si può trovare? Noi presentiamo tutti i nostri lavori, i lavori dei nostri soci, siamo 19 e quindi si va dal macramè alla terracotta, a quadri, all'ardesia incisa, alla pittura su seta, c'è proprio un po' di tutto. Tutto materiale artigianale fatto a mano? Assolutamente sì, infatti ci chiamiamo Le Arti si incontrano perché tutte le arti, tutte o comunque una buona parte, ci siamo ritrovati per proporre i nostri prodotti, le nostre cose al pubblico. Il ricavato rimarrà in Italia, quest'anno per delle famiglie e in particolar modo a chi? Quest'anno il ricavato andrà a 3 famiglie di Amatrice, quindi non andrà in un calderone, ma andrà proprio a 3 famiglie in particolare con cui abbiamo dei contatti diretti giù ad Amatrice, che sono ancora veramente in grosse difficoltà. Tanto per dirne una di queste famiglie paga ancora il mutuo su una casa che è crollata. Per venire a dare una mano e per conoscervi, degli orari? Siamo aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e sabato e domenica 10-19, orario continuato. Oltre a questo presentiamo conferenze, presentazioni di libri eccetera, e per tenervi aggiornati sul calendario potete consultare la pagina Facebook del Club Le Arti si incontrano. Il Luna Park è arrivato anche a Chiavari. Domani alle 15 nella zona di Colmata ci sarà l'inaugurazione e dalle 15 alle 16 i giostrai faranno provare le proprie attrazioni gratuitamente. Per tutti gli altri appuntamenti c'è la nostra scheda. Appuntamenti in agenda per venerdì 21 dicembre. Incontro di orientamento all'Istituto Agrario Marsano di San Colombano Certenoli. Al mattino Fabio Nervo, presidente del Collegio Interprovinciale di Genova e La Spezia degli agrotecnici, incontrerà gli studenti sui temi dell'accesso alla libera professione, dell'igiene e della sicurezza agroalimentare. È aperto il villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti a Chiavari. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 intrattenimento per bambini con la presenza di attori e animatori. Un simpatico Babbo Natale riceverà le letterine dei più piccoli. Recita natalizia dei bambini della scuola primaria nel salone parrocchiale di Santa Vittoria a Sestri Levante. Poesie filastrocche in italiano e in dialetto e mini commedia in genovese scritta da Bruno Minardi. L'inizio alle 14.30. Alle 15.45 in località Poggiolino a Rapallo sarà inaugurato il campo sportivo Gallotti. L'impianto è stato interessato da un intervento di riqualificazione. Oltre alle autorità ci saranno anche i rappresentanti delle società calcistiche cittadine. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala Livellare di Via del Pino, Monsignor Enrico Bacigalupo e Silvana Rigobello parleranno dei riti e delle tradizioni del Natale. Le lezioni riprenderanno il 9 gennaio. Serata di musica classica al pianoforte alle ore 20 nella sala Albino di Piazza Ravenna a Lavagna. Ad esibirsi Dea Dani, Jorgen Dani ed Elio Ciolfi. Infine, The Tuscany Cabaret con la presenza di comici toscani è il titolo dello spettacolo di cabaret in programma all'Auditorium San Francesco di Chiavari alle ore 21.
Durante tutto il periodo festivo, Marina di Portofino, per sostenere e incentivare la manovra di ripartenza iniziata dal Comune, ha deciso di rendere disponibili a titolo gratuito gli ormeggi all'interno del porto. Da venerdì 21 dicembre fino a domenica 6 gennaio, Marina di Portofino offrirà dunque i propri attracchi a costo zero, fatta eccezione per consumi e utenze, energia elettrica e acqua. Tutto questo nell'ottica di favorire le attività commerciali portofinesi affinché possano beneficiare anche in questo periodo del traffico marittimo. Per prenotare il posto barca occorre unicamente contattare con anticipo l'ufficio di direzione porto ed effettuare la richiesta. Terminiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.